studi, siamo nuovamente in diretta, abbiamo seguito le parole del governatore del Veneto Luca Zaia e dell'assessore regionale Manuela Lanzarin in conferenza stampa nella tarda mattinata di oggi, come sempre per fare il punto della situazione per quanto concerne questa emergenza coronavirus. Vi abbiamo illustrato durante questa lunga diretta anche come sta iniziando la distribuzione delle mascherine che proprio sono arrivate dalla regione del Veneto nelle varie città, nei vari comuni. A Padova non sono arrivate soltanto quelle della regione del Veneto, ma sono arrivate anche quelle che hanno donato, che sono arrivate direttamente dalla Cina, che sono state donate proprio dai cinesi, che sono stati in prima linea diverso tempo prima di noi ad affrontare questa vera e propria emergenza. Sappiamo che c'è stata anche una delegazione della Croce Rossa cinese che è stata a Padova per cercare di capire insieme come affrontare questa situazione difficilissima. Allora siamo andati a vedere proprio nelle varie farmacie di Padova come sta andando avanti, come sta procedendo la distribuzione di queste mascherine che sono state donate dalla Cina. È molto bella, aiuta molto anche le persone. Lei si è messo in coda? Sì, cercando di rispettare lo spazio tra una persona e l'altra. No, sa cosa che bisogna specificare per gli aggettivi? In fila, in ordine e tenendo la giusta distanza. Così hanno reagito i padovani alla distribuzione delle mascherine che il comune di Padova ha ricevuto in dono dal sindaco di Guangzhou. Circa 70.000 pezzi messi a disposizione delle farmacie cittadine. C'è coda, vengono a prenderli, spesso sono destinate 2 a persona. Qualcuno ne chiede ovviamente di più, però per accontentare tutti è anche giusto darne 2 a persona. In molte farmacie è stata creata una corsia preferenziale per chi doveva ritirare solo le mascherine, 2 a persona, in maniera da distribuirle il più possibile. Un aiuto sicuro, visto che non se ne trovano è difficilissimo da averne. È quasi impossibile. Voi non riuscite a trovarne? Noi le abbiamo fatto degli ordini, anche già pagati, perché bisogna pagarli in anticipo e ancora stiamo aspettandoli. Palazzo Moroni sta cercando di recuperare anche altri dispositivi di protezione in modo da renderli disponibili alla cittadinanza e agli ospedali soprattutto, un compito che non si sta rivelando per nulla semplice. Lo spero, noi stiamo aspettando altre mascherine, ma finché non arrivano è meglio starsene zitti, perché nelle varie dogane quando arrivano c'è qualche distrazione, chiamiamolo così. Per niente noi mandiamo l'Interporto con il dottor Tosetto, che è il capo dell'Interporto, non è che di solito faccia queste cose, però si sta impegnando proprio perché le dogane di Padova, ad esempio, da noi collaborano benissimo, le altre dogane è un po' più complicato, un po' più difficile. Abbiamo visto dunque tante persone riescono a rispettare la distanza di sicurezza, diventa fondamentale. È partita questa distribuzione delle mascherine che sono state donate dalla Cina alla città di Padova. Il periodo di crisi, il periodo difficile sta mettendo in ginocchio, ce ne siamo occupati anche in altre province, in altre città, proprio anche tutto quello che riguarda il settore florovivaistico. Nello specifico sono proprio fiori recisi che sono da buttar via. Abbiamo seguito anche un servizio nei giorni scorsi che aveva realizzato la nostra collega nel Veneziano, vedevamo proprio mucchi e mucchi di fiori splendidi che a causa proprio dell'annullamento dei matrimoni, di tutte le cerimonie e quant'altro sono finiti davvero buttati via, ed è il caso di un'azienda padovana, della Bassa Padovana, leader proprio nella coltivazione delle orchidee, che è letteralmente messa in ginocchio. Da 25 anni coltivano orchidee e sono tra i principali produttori italiani, ma anche mondiali. Gran parte dei 3 milioni di orchidee che producono ogni anno, poi una cifra record, sono destinate all'estero per una voce, quella dell'esportazione, da sempre fiore all'occhiello dell'azienda. Ora però è tutto fermo, 6 ettari di estensione, serre climatizzate e computerizzate, ora ferme. Questo momento è molto difficile per noi, perché l'azienda è al 70% bloccata, in quanto che l'imballo è completamente fermo perché non ci sono vendite. Di conseguenza il personale è al momento, non dico tutto, ma quasi tutto a casa, perché la catena dell'imballo è ferma. Cosa possiamo dire in questo momento? Non sappiamo più cosa fare, perché la produzione spinge alle spalle
e il prodotto finito non esce. La produzione in questi giorni è destinata al macero. Impossibile anche regalare i prodotti, migliaia di fiori e migliaia di euro che in questo periodo vengono prodotti inutilmente perché non ci sono acquirenti. Il mercato è improvvisamente completamente fermo, non si sa fino a quando. Come vedete questa è la nostra produzione settimanale che è destinata tutta al macero. Si parla di cifre record, fino a 160.000 euro alla settimana, letteralmente gettati via. E in più ci sono una cinquantina di dipendenti in attesa, la maggior parte dei quali in questi giorni sono ovviamente a casa. Gli imprenditori sono senza risposte, impossibile prevedere tempi e modi della ripresa. Si può solo aspettare, ma è un'attesa, doverosa per rispettare le indicazioni del governo, piena di incognite e preoccupazioni. Perché noi stiamo smaltendo così il prodotto ormai destinato al macero perché il paese è bloccato. Attendiamo consigli dalle nostre maestranze politiche che possano dirci o cosa fare perché non sappiamo più come il comportamento da attuare. Davvero fa piangere il cuore vedere tutti questi fiori splendidi che sono buttati letteralmente via, vanno ad essere distrutti, fiori meravigliosi che però abbiamo visto alla fine che devono fare. Per venire incontro ai commercianti di Cittadella, nello specifico, l'amministrazione comunale ha avviato un piano di interventi specifici. Gli uffici del comune hanno avuto incarico in questi giorni di cercare risorse per aiutare economicamente le famiglie e ora una lettera è stata inviata a tutti i proprietari di immobili commerciali del comune. Lo scopo è sostenere chi in questo momento ha problemi di liquidità finanziaria e intervenire sui canoni di affitto pagati da commercianti e negozianti. Si chiede di cercare di venire incontro, naturalmente per quanto possibile, ai commercianti del nostro territorio. Il venire incontro può consistere in una riduzione dell'affitto e questo sarebbe un aiuto importante alle nostre attività economiche o comunque una sospensione dell'affitto che può andare avanti per tutto il periodo di difficoltà. Le conseguenze del coronavirus stanno colpendo tutte le attività commerciali, in particolare quelle più piccole. Uno sconto sui canoni d'affitto può infatti premiare in qualche modo quegli inquilini che da tempo hanno investito a Cittadella, una sfida che vuole favorire soprattutto il futuro del centro commerciale a cielo aperto rappresentato dal centro della città murata. Il commercio nel nostro territorio è l'anima di Cittadella. La nostra è una città murata, una città storica, una città che ha cultura e del commercio appunto vive e quindi è fondamentale che tutti gli attori del commercio, quindi anche chi affitta gli immobili, riescano a dare una mano a questi commercianti per poter, una volta terminata l'emergenza, ripartire con più slancio di prima. Abbiamo sentito l'intervento dell'amministrazione comunale, amministrazioni sempre più vicine ai cittadini, perché davvero è una richiesta che stanno lanciando tantissimi cittadini, di sentire almeno vicina la presenza dei loro amministratori, a cominciare proprio dal sindaco. E tanti messaggi che stanno arrivando anche al nostro numero WhatsApp 340 3218 806. Ricordo, prima di leggerne qualcuno, lo ricordo assolutamente, noi riceviamo soltanto messaggi WhatsApp, messaggi classici tradizionali, video su WhatsApp o fotografie su WhatsApp. Non rispondiamo al telefono, non ce la facciamo, non riusciamo a starci dietro, arriverebbero tantissime telefonate. Noi abbiamo deciso, abbiamo attuato proprio la politica del seguire, ascoltare, riportarvi solo i messaggi scritti, le fotografie e i video che ci inviate, soprattutto su WhatsApp. Quindi è inutile che ci chiamiate perché non rispondiamo, ve lo dico proprio chiaro, così non rischiate di fraintendere. Allora leggiamo assieme qualche messaggio. Grazie mille per la mascherina, siete grandi, Zaia sei unico. E allora ancora, buongiorno, io non so se sono una persona asintomatica, rispetto però io resto a casa, quindi bene, benissimo, perché questo nostro telespettatore o questa nostra telespettatrice non si è firmato, segue appunto questa direttiva del io resto a casa. Abito da sola a Bassano del Grappa, ho 65 anni, vorrei sapere quando arriveranno le mascherine e se verremo anche dotati di guanti monouso. Allora, Bassano del Grappa sono arrivate proprio
da pochissime ore le mascherine in comune. Adesso c'è la protezione, sappiamo che ci sono gli uomini e le donne della protezione civile, gli uomini e le donne dell'ANA Montegrappa che si stanno attivando per fare tutti gli smistamenti necessari perché poi partirà la distribuzione. Allora il particolare che sappiamo noi al momento, e così rispondo direttamente a questo nostro telespettatore, è che le mascherine verranno distribuite in primis alla gente, alle persone ultra 75 anni, quindi la fascia più fragile della popolazione. Gli anziani, sapete benissimo, ormai è noto a tutti che sono le prime persone che sono a rischio per quanto riguarda questa emergenza coronavirus. Quindi a Bassano prima alle persone agli ultra 75 anni e poi via via in maniera capillare verranno distribuite quartiere per quartiere dagli uomini e le donne della protezione civile e dell'ANA Montegrappa. Una mascherina per componente del nucleo familiare, quindi siete in 4, avrete 4 mascherine e così via, insomma uno per ogni persona e tra l'altro ricordando ancora una volta che le mascherine sono monouso, sono da usare da una sola persona, non si possono passare da una all'altra e si ricorda ancora una volta che devono essere usate quando si esce, ma bisogna uscire solo per necessità, per stretta necessità, quindi per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, una sola persona per nucleo familiare, mi raccomando la spesa, non andate in 3-4 come ci sono arrivati dei messaggi che dicevano marito, moglie, ognuno col suo carrello, lo riempiono e poi il giorno dopo magari sono ancora lì. No, non funziona così. Una persona per nucleo familiare. Di conseguenza queste mascherine saranno distribuite, presumiamo già nelle prossime ore, già in serata comincerà la distribuzione, di sicuro nella giornata di domani, in mattinata partirà certamente proprio a tappeto questa distribuzione. Messaggi che arrivano, ma anche tanti video e tante fotografie e un po' un filo conduttore, l'abbiamo visto nelle immagini che vi stiamo mostrando, trasmettendo, che ci state inviando voi. La musica è un po' il filo conduttore, quindi questo grande segno di forza e di speranza. Vediamo. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I told the world to see. Un instinto me guió. Miracle sensation. I got an inspiration. Now my dream is slowly coming true. Wind is a gentle breeze. Bells are ringing out, calling us together, guiding us forever. Wish my dream would never go If God willing, we will make it together. Let the songs begin. Let the music play. Make the voices sing. Start the celebration. Ecco,
Abbiamo sentito immagini, musica, tante le foto, tanti video che ci state girando, e poi avremo modo anche di leggere altri messaggi che continuate a inviarci al 340 3218 806. Adesso invece andiamo ad ascoltare le parole del direttore del reparto di malattie infettive del San Bortolo di Vicenza. Documentata, efficace e disponibile per tutta la popolazione non c'è. È lapidario il direttore del reparto di malattie infettive del San Bortolo di Vicenza, sotto pressione con la sua equipe per tentare di curare e alleviare le sofferenze dei ricoverati per coronavirus. L'ossigenoterapia sembrerebbe fosse stato un trattamento efficace in molti casi. L'ossigenoterapia è parte integrante del sistema perché la complicazione peggiore è la polmonite con l'insufficienza respiratoria. Non è una terapia eziologica, cioè non cura l'infezione, semplicemente mantiene in vita l'organismo assicurandogli un apporto adeguato di ossigeno. Un trattamento sufficiente per situazioni non estreme, ma come procede invece la ricerca di una vera e propria cura? Stiamo usando anche farmaci tipo la idrossiclorochina, che sono farmaci che hanno un'azione sia antinfiammatoria, forse anche antivirale. È stato usato un farmaco per l'HIV, che è il Caletra, che sembrava promettente in vitro, però i primi studi non è che dimostrano questa grande efficacia, per cui lo stiamo ancora utilizzando, ma in casi molto selezionati. Quello sarebbe stato un farmaco disponibile per tutti. Nella realtà appunto abbiamo scarsa evidenza che funzioni, e quindi tutto sommato in questo momento la cosa migliore è non prendersi l'infezione e quindi stare a casa. È un passaggio obbligato di cui effettive vantaggi potrebbero essere visti proprio in questa settimana, più tardi alla prossima. È l'unico modo per limitare il diffondersi dell'epidemia. Abbiamo sentito anche gli esperti, i medici continuano a ricordare l'importanza dello stare a casa. Le prime mascherine sono arrivate in diversi comuni, sono arrivate anche ad Arzignano. Allora proprio la sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ci ha inviato un videomessaggio in cui ci mostra finalmente queste mascherine che sono arrivate. Vediamole assieme. Buongiorno a tutti. Sono arrivate le mascherine dalla Regione Veneto, sono arrivate intanto 6.000 mascherine, eccole qua. La distribuzione inizierà giovedì mattina, vi daremo appunto tramite social tutte le informazioni sulla modalità di distribuzione. Adesso vorrei provarla appunto insieme a voi per farvi vedere come si indossa, quindi la mascherina si indossa appoggiandola, inserendola dietro all'orecchio. Eccola qua. Abbiamo visto dunque proprio in diretta la prima cittadina di Arzignano che ha ricevuto le mascherine, l'ha infilata, quindi ha dimostrato, l'aveva già fatto Zaia nei giorni scorsi quando aveva parlato, aveva mostrato queste mascherine che sono state, che erano appunto arrivate, erano appena state prodotte, facilissima da indossare e davvero indispensabile da utilizzare soprattutto quando si esce. E adesso andiamo a occuparci invece della situazione di un comune della Bassa Padovana. Siamo a Merlara, tanto che la sindaca Claudia Corradini ha chiesto addirittura l'intervento dell'esercito. E vogliamo ricordare che la prima cittadina di Merlara, tra l'altro, è adesso ancora in isolamento perché era risultata positiva al Covid-19. A Merlara l'emergenza è la mancanza di personale. Nella casa di riposo, che ha visto il decesso di 12 ospiti, gli ultimi 2 nelle scorse ore, il personale è allo stremo. 57 gli anziani presenti, 5 ricoverati in ospedale, e allora il sindaco ha preso il telefono e ha chiamato il prefetto di Padova chiedendo l'intervento dell'esercito. Ho contattato il prefetto per vedere se era possibile recuperare personale qualificato dall'esercito. Sappiamo che l'esercito ha degli infermieri, operatori, e adesso anche oggi mi ha detto che ha buone speranze e probabilmente mi darà una risposta, speriamo positiva. Ho uno strazio, ma piuttosto di morire in solitudine totale, almeno l'ultimo conforto di un volto amico.
Altre 2 vittime, entrambe di 92 anni, si sono registrate nelle scorse ore. Erano originari di Castelbaldo e di Saonara e Carla, bisnonna da pochi giorni, ha salutato il figlio in videochiamata grazie all'umanità del personale, mandandogli l'ultimo bacio. Una persona prima di lasciarci è riuscita a parlare con il figlio che l'ha salutata e lei le ha fatto un ultimo ciao. Questa è stata una bella cosa, vuol dire che non è morta in solitudine. Ecco, quelli che sono ancora capaci di parlare, sono lucidi, gli operatori riescono a metterli con le videochiamate a contatto con i familiari. Quel bacio virtuale è il massimo che gli ha concesso questo virus, che più di ogni altra cosa è il virus della solitudine. L'emergenza ora è legata al personale. La situazione più grave permane sempre quella degli operatori. Non troviamo operatori che diano il turno a quelli che ormai dal 7 del mese di marzo continuano a garantire i turni, costretti a turni massacranti perché sono molto e molto pochi. Con circa metà dei dipendenti in quarantena diventa difficile anche per la quotidianità andare avanti nella struttura di Merlara, mentre sembra leggermente migliorata la mancanza di mascherine e degli altri dispositivi di protezione. Fortunatamente abbiamo recuperato i dispositivi che mettono in sicurezza gli operatori. Una vittima, la seconda, anche in un istituto per anziani di Monselice. Si tratta di una 92enne, in tutto sarebbero 34 i positivi. Infine 32 positivi, di cui 3 in ospedale a Schiavonia, anche nella casa di riposo di Galzignano Terme. Situazione molto difficile che c'è in questo comune della Bassa Padovana, e continuiamo allora assieme a leggere, a condividere i messaggi che ci state inviando in maniera numerosissima, segno proprio che state seguendo, continuate a seguire giorno dopo giorno queste nostre lunghe dirette straordinarie per darvi conto puntualmente di come si sta sviluppando, sta evolvendo questa emergenza coronavirus. E allora ho guardato la diretta Veneta di Zaia. La mia famiglia non ha comprato le mascherine in farmacia per non privare gli operatori sanitari, quindi non ho mascherine. Vi domando come posso avere le mascherine di cui parla Zaia? Sappiamo, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo soprattutto in questa giornata, stanno arrivando in tutti i comuni del Veneto le mascherine, arriveranno nelle varie amministrazioni, poi saranno stoccate e saranno distribuite dal personale della protezione civile, dai tanti volontari che appoggeranno appunto le amministrazioni e andranno in maniera capillare a distribuirle una per componente del nucleo familiare, quindi abbiate un po' di pazienza e vedrete che anche a voi arriveranno queste mascherine che saranno consegnate dai volontari. Grazie infinite per il lavoro eccezionale che svolge, caro Presidente. Supplico faccia fare i tamponi agli operai che sono obbligati ad andare ancora al lavoro per la loro sicurezza e per quella dei loro familiari. E questo è un telespettatore che scrive da Rossano Veneto. Addirittura mi viene da dire, perché c'è chi scrive: il nostro governatore Zaia è un uomo santo, ci difende a sparatirazzo dal male con ogni mezzo possibile. Che si stia impegnando tanto, questo è innegabile. E ancora chiamo da Padova, ho un bimbo in una scuola privata, la scuola è chiusa da marzo, abbiamo pagato il mese intero, dobbiamo pagare anche i prossimi mesi, non parla nessuno. Perché dobbiamo pagare? Questa è una questione che avevamo già sollevato a suo tempo e in teoria insomma dovreste voi genitori mettervi in contatto con chi dirige questa struttura, nello specifico in questo asilo, in questa scuola privata, e capire se e come insomma semmai ridurre il pagamento per i prossimi mesi. Aspettate, chiedete conferma a chi dirige la struttura prima di fare qualsiasi pagamento, così grazie, cioè parlandovi potrete avere un riscontro e capire come muovervi. In teoria però sappiamo che ci sono diverse scuole private, scuole paritarie, che hanno avviato anche sui social tutto un procedimento in cui spiegano proprio ai genitori come fare, come muoversi in questo periodo, perché dobbiamo ricordarci che essendo scuole private non hanno finanziamenti pubblici, anche se nel contesto ci sono tanti comuni che stanno aiutando proprio queste scuole. Quindi l'unica è proprio cercare in tutte le maniere di mettervi in contatto con chi dirige la struttura, e solo loro potranno darvi un chiarimento proprio in merito al pagamento o meno delle rette dei prossimi mesi. Trasporti pubblici stanno subendo una fortissima rivoluzione.
Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, emanato per arginare ancora una volta l'emergenza coronavirus, rivoluziona nuovamente il trasporto pubblico locale. Da mercoledì si cambia e questa volta si ferma anche il tram, che verrà sostituito con degli autobus. Questo perché i padovani, giustamente, non stanno uscendo di casa e lo stanno usando meno, rendendo più funzionale l'uso dei bus. Non solo questo, ci sarà anche una revisione degli orari delle linee urbane ed extraurbane. Per quanto riguarda l'urbano rimarrà uguale a quello che esiste già oggi la mattinata, mentre verranno diradate alcune corse nel pomeriggio. Corre già in realtà un servizio a chiamata, un'estensione del servizio Nightbus per tutti coloro che si debbano muovere, che abbiano impellenti necessità. Per tutti gli altri l'invito ovviamente è quello di rimanere a casa. Per quanto riguarda l'extraurbano verranno modificate anche lì ulteriori corse, l'invito è andare sul sito di Bus Italia Veneto e vedere quali corse rimarranno attive. La domenica il servizio è sospeso già sull'urbano e per l'extraurbano di fatto rimarrà in piedi solamente la linea Sottomarina Padova. Inoltre da domani sostituiremo il tram con degli autobus che effettueranno il servizio, quello festivo, dell'orario festivo del tram. Questa scelta è dovuta al fatto che il tram è pensato per grosse masse di persone, per grossi numeri. In questi giorni abbiamo pochissimi passeggeri, poche unità, segno che i padovani si stanno comportando bene e esce solo chi effettivamente ha bisogno di farlo. Quindi per tutte le informazioni che ho qui elencato, l'invito è andare sul sito di Bus Italia Veneto per vedere tutte le corse e l'invito è di uscire esclusivamente se c'è una necessità. Quindi ancora una volta viene ricordato uscire esclusivamente se c'è una necessità. Diventa davvero proprio una necessità aiutare concretamente quanto sta portando avanti la Regione del Veneto con l'IBAN che ha attivato per combattere il coronavirus con un'arma unica, fondamentale, indispensabile, l'arma della solidarietà. L'IBAN lo state vedendo, lo leggiamo assieme, così magari riuscite tutti quanti a prendere nota. Adesso mi è sparito, non lo vedo più neanche io l'IBAN. Comunque tra poco lo riproporremo, l'IBAN della Regione Veneto. Che servirà appunto, eccolo qua, grazie alla regia, IT 71 V02 008 02 017 000 10588 9030. Questo è l'IBAN che potete trascrivere tranquillamente, causale sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto. Tutto il denaro che verrà raccolto grazie al vostro supporto, al vostro contributo, servirà per acquistare appunto materiale che servirà assolutamente i medici, gli infermieri, il personale sanitario che è attivo più che mai in questo periodo difficile nei vari ospedali e in tutte quelle strutture che appunto sono vocate alla cura delle persone più fragili, quindi le case di riposo, quindi le case che si occupano di persone con disabilità, la fascia più fragile si diceva della popolazione. Quindi questo l'IBAN cui potete versare, dare il vostro contributo, non importa quanto sia, basta anche poco, ma quello che date lo date senza dubbio con il cuore. E si parlava di mascherine distribuite e allora vediamo assieme al nostro Lucio Zanato a Treviso come sta andando la distribuzione delle mascherine. Buongiorno ai nostri telespettatori, non mi vedete perché sono dietro alla telecamera per tenere la distanza droplet, sono con il responsabile della protezione civile di Treviso, Riccardo Mastro Nicola. Responsabile, come sta andando, come è andata la giornata di oggi nella distribuzione delle mascherine in centro storico? Per il momento sta andando tutto bene, l'affluenza è tranquilla, la popolazione sta capendo, sta mantenendo la distanza che deve mantenere e stiamo in 4 punti in centro distribuendo le prime mascherine alla popolazione del centro storico, residente nel centro storico. Questa distribuzione continuerà anche domani mattina? Continuerà anche domani mattina, sempre nel centro storico con le stesse modalità. Cioè da che orario? Da
dalle 9 alle 12 nel centro storico. Mentre il pomeriggio, oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio e domani pomeriggio con sempre le stesse modalità di orario, perciò dalle 14 alle 20 saremo in 11 posti nei quartieri di Treviso. Possiamo ricordare questi posti? Sì, certo che sì. Allora saranno Mercato Ortofrutticolo, Stadio Monigo, San Pelaio, Sant'Artemio, Piscine Selvana, Prato Fiera, Sant'Antonino, Cimitero di San Lazzaro, Scuola Mantegna, La Dogana e San Bartolomeo. Ecco, le informazioni ai cittadini si devono presentare in auto? Allora, assolutamente consigliato presentarsi in auto. Chi fosse impossibilitato può anche tranquillamente cercare il più vicino possibile venire anche a piedi, però lo sconsigliamo gentilmente più che altro per sicurezza per il coronavirus, e si devono attenere agli orari, come dicevo prima, dalle 14 alle 20 con queste modalità. Chi ha in ordine alfabetico, perciò dalla A alla G dalle 14 alle 16, dalla H alla P dalle 16 alle 18 e dalla Q alla Z dalle 18 alle 20. Una premessa: se per caso qualcuno si chiamasse Antonio di cognome e non può nel suo orario, può tranquillamente venire, perché magari lavora, è un fortunato che ancora lavora, in questo momento può tranquillamente venire quando ha finito l'orario di lavoro. La distribuzione continua anche domani, lo ricordiamo? Assolutamente sì, sia nel centro storico che nei quartieri. Invece per quelli a cui state portando le mascherine, che arrivano molte telefonate anche a noi, cosa dobbiamo dire? Allora, prima di tutto vorrei tranquilli tutti, stiamo gestendo migliaia di chiamate, abbiamo i centralini intasati, questo lo sapevamo, ci mancherebbe altro, siamo sul pezzo. Il problema è che tante persone anziane stanno chiamando e li stiamo gestendo. Oggi abbiamo fuori squadre di 2 uomini, come è giusto che sia, e stiamo portando casa a casa a tutte le persone anziane. Pazienza, mi raccomando, pazienza, e saranno tutte servite. Chi non arriva oggi arriverà domani? Domani, nei prossimi giorni, ma anche perché dobbiamo tener conto della scorta che abbiamo, perché la Regione Veneto di giorno in giorno ci assegna, delle mascherine e noi dobbiamo risuddividerle. Quindi il segnale per chi non va a ritirarle perché non ha possibilità di ritirarle è di intanto mettersi in contatto con voi o al limite con noi, che poi noi vi passiamo i nomi, e successivamente attendere serenamente che voi arrivate. Se non è oggi sarà domani. Assolutamente sì. Con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie al nostro Lucio Zarato. Abbiamo sentito un po' di pazienza, stanno arrivando in queste ore, in questi momenti, proprio in tutti i comuni, le città del Veneto, e piano piano devono essere smistate, sistemate tutte quante, e poi saranno proprio i volontari della Protezione Civile o dell'ANA Montegrappa, come accade per esempio nell'area del Bassanese, dell'altopiano dei 7 comuni, gli alpini che procederanno con la distribuzione capillare, cominciando dalle persone più anziane. E a stare a casa, l'appello. Adesso vi mostriamo proprio rapidamente un video che ha girato un nostro telespettatore che dice che i supereroi stanno a casa perché gli eroi, quelli veri, che sono i medici, sono tutti già al lavoro, di conseguenza non servono altri supereroi. Vediamolo assieme. Buonasera a tutti. Lancio questo messaggio a tutti i genitori e ai loro bambini. Restate a casa. I veri supereroi sono fuori per noi ora, adesso. Infermieri, dottori, commessi di supermercati, forze dell'ordine. Loro sono fuori per noi. Noi rimaniamo a casa per loro. Un bel messaggio, davvero fatto anche con uno spirito così di fantasia, di ironia. Si è vestito da Batman, lo abbiamo visto, però il messaggio che ha lanciato è stato quello di restare assolutamente a casa. E le mascherine vengono distribuite dai volontari, è in corso appunto la distribuzione proprio a livello capillare da parte dei volontari. Si comincia dagli anziani, il personale ultra 75enne, e poi via via tutte le altre persone verranno consegnate a casa, una per ogni persona, una per ogni componente del nucleo familiare.
e c'è anche chi sono volontari, in questo caso nello specifico sono degli atleti di una polisportiva veneziana che si stanno attivando per aiutare chi non può andare a fare la spesa, chi è anziano, chi ha problemi di mobilità e davvero loro sono dei veri e propri angeli. Buongiorno, niente, la chiamo per la spesa. Elena di nuovo al telefono sin dal mattino, raccoglie una delle quasi 50 telefonate quotidiane con cui i mestrini chiedono di farsi portare la spesa a casa. Buone pieno. Tre e mezza, che numero? Ad occuparsi di questo servizio di spesa solidale i volontari della Polisportiva Bissuola, già ribattezzati dalla gente come i Magnifici 6. Il mondo dello sport e quello del sociale uniti con Christian De Toni, Elena Scomparin, Armando Teixeira, nota allenatore portoghese di calcio e mestrino di adozione, Federico Pollini, istruttore di tennis, Tancredi Assi e Matteo Turra, allenatore di calcio. E anche oggi 16 consegne. Ogni giorno distribuiscono di media una quindicina e più di buste della spesa a domicilio. Salve, arrivati. Dove appoggio? Sì. Le zone coperte dal loro servizio, Carpenedo, Bissuola, Mestrecentro, Gazzera, Marghera, ma anche Favaro e Campalto, spesa che però non viene distribuita alla domenica. Allora, se lei è già pronta a dettarmela, poi questa spesa noi gliela portiamo lunedì, perché le consegne sì, non le facciamo di sabato e di domenica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 raccolgono le richieste a questo numero 041 53 47 883. Volontari che trascorrono le loro giornate ad aiutare pensionati e famiglie con bimbi piccoli, filtrando l'esperienza surreale delle giuste imposizioni antivirus. Una gran bella iniziativa portata avanti da questi che abbiamo sentito chiamati i Magnifici 6. E voi immagino siate già pronti in tuta da ginnastica, perché tra pochissimi minuti partono le lezioni di Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce, e poi ricordo alle 18 invece l'appuntamento direttamente dalla Basilica del Santo di Padova con la Santa Messa. Io per il momento mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia.